commentiamo questa sconfitta? Commentiamo che al di là di chi abbiamo davanti stiamo commettendo una quantità incredibile di errori in campo e non ci permettono noi di fare quello che dobbiamo fare in campo, di avere continuità, di fare fasi, di giocare. Penso che questo sia veramente il problema più grosso. Abbiamo un deficit anche nella gestione al piede, nella gestione della partita strategicamente, perché avendo perso quello che ce la gestiva facciamo fatica a trovarne uno in questo momento che ci dia un po' di continuità da questo punto di vista qua. Insomma, anche il fatto che abbiamo fatto parecchi cambi nelle due partite, abbiamo voluto dare tempo di gioco agli altri giocatori, stiamo facendo fatica. Non voglio togliere nulla né all'Heidelberg né a questa squadra qui, che sono delle buone squadre, fanno un bel gioco, hanno giocatori solidi, ma che sono comunque squadre battibili, quindi non riviene, il merito viene un po' a loro, ma molto anche a quello che di poco buono stiamo facendo noi in campo in questo periodo. Eravamo coscienti, sappiamo che dobbiamo adesso cambiarci un pochino l'idea con la settimana di pausa e dal 28 quando rientriamo lavorare duro su queste cose qui, perché dobbiamo assolutamente crescere, abbiamo degli appuntamenti importanti per il rientro. Sì, c'è da fare un cambio di marcia, nell'ultimo periodo non è stato positivo. No, quello che ho appena detto, certo che ci vuole un cambio di marcia, ci vuole un grosso cambio di marcia, dobbiamo lavorare bene su quelli che sono i nostri limiti oggi e prepararsi per andare a vincere a Piacenza e poi continuare con le altre partite. Avete dato possibilità, come hai detto tu appunto poc'anzi, di dare spazio anche a chi in campionato aveva giocato di meno. Non sono arrivate le risposte che vi aspettavate? Non sono arrivate, se fossero arrivate tutte le risposte che ci aspettavamo avremmo vinto le due partite, quello sicuramente. Quello che ho chiesto ai ragazzi che avevano la loro opportunità era di mettersi in mostra, ma all'interno di un collettivo, quindi di essere utili per la squadra. Ho visto più risposte individuali che hanno più creato il problema al nostro gioco che il resto. Ci sarà da lavorare anche su questa cosa qui, tanti ragazzi sono giovani, quindi è forse anche un po' comprensibile da un certo punto di vista, ma se Mogliano vuole arrivare a qualche traguardo questa stagione bisogna crescere dal punto di vista della maturità, dal più giovane al più vecchio, questo sicuramente. Adesso arriva Natale, ne approfittiamo per fare gli auguri ai tifosi? Sì, gli auguri se li accettano i tifosi, glieli facciamo volentieri, spero che sanno benissimo che questa non è la vera faccia del Mogliano, sono venuti a vedere anche le prime partite, hanno visto il campionato scorso, sanno qual è il valore di questa squadra qui, nessun giocatore, nessuna squadra è nello stesso campionato una brutta squadra, una bella squadra, ci sono dei momenti di difficoltà, noi ne stiamo attraversando uno e aspettiamo un grande supporto da parte loro per il rientro. Allora si conclude questo anno solare con questa sconfitta? Sì, niente, sono venuti giù belli agguerriti, oltre all'atteggiamento giusto hanno messo anche dei contenuti tecnici sicuramente notevoli, pesanti davanti e forti nell'impatto uno contro uno e fuori agili a giocare alla mano e anche al piede. Complimenti, hanno meritato la vittoria. Tanti errori comunque da parte del Mogliano? Sì, credo che come Calvisano e come la partita scorsa e questa, le due di Coppa, il problema grosso sono gli errori che commettiamo, palloni persi, calci di punizione stupidi e placaggi sbagliati uno contro uno. Ti dico, adesso sono a caldo, non saprei dirti di più, bisognerebbe vedere la partita a video e capire un po' meglio cosa è andato storto. Come mai questa fase così di questa stagione, appunto a partire da Calvisano? Guarda, se sapessi la risposta sarebbe facile, perché dopo troviamo quel punto da sistemare e raddrizziamo la rotta. C'è più di una cosa probabilmente da sistemare in più fasi. Può esserci un calo durante la stagione, ci sono degli alti e dei bassi. Sono fiducioso perché, come ho detto la settimana scorsa, abbiamo degli ampi margini per l'età e perché spesso le sconfitte dipendono da noi e dai nostri errori.
abbiamo ampi margini per migliorare le nostre prestazioni e per toglierci altre soddisfazioni durante l'anno. Il rugby italiano così in generale non sta facendo una bella figura. Guarda, io sono un giocatore e preferisco che questo andamento lo commenti chi di dovere, chi sta nei piani alti. Io sono un giocatore, mi limito a fare quello. Qualcun altro magari nell'area del management è più adatto a trovare delle risposte a queste tue impressioni. E adesso c'è Natale, però pronti poi per tornare in campo. Certo. Piacenza. Sì, Piacenza, poi Padova e concludiamo il girone d'andata. Affrontiamo una partita alla volta. Piacenza sappiamo che in casa sarà molto ostica e noi non arriviamo da una striscia positiva, lo sappiamo, senza nasconderci. Abbiamo da lavorare le prossime 2 settimane e sperare di far meglio. Auguri. Grazie, auguri anche a voi.